Roma-Napoli, sempre della divisione 7 anche la Roma, quindi Roma-Napoli ancora dal nostro amico Mourinho, questa volta allo Stadio Olimpico di Roma, nella suggestiva atmosfera dello Stadio Olimpico, quindi andiamo in trasferta. Loro hanno qualche fenomeno, i nostri giocatori stanno tutti bene fortunatamente, quindi i titolarissimi possono andare. Roma-Napoli, lo Stadio Olimpico di Roma, una cornice favolosa e si parte con Haaland che muove il primo pallone. Ne andiamo subito in pressing con Osimhen, loro provano ad imbucare subito, ma Lobotka appoggia per Meret che rilancia a lungo subito verso Osimhen, prova a spizzare e ci riesce, verso Lozano che fa correre Anghissà, la lascia a Di Lorenzo Zambo, Di Lorenzo per Osimhen di testa! Andiamo vicinissimo al gol, col solito gioco sulle fasce e il gran cross di Di Lorenzo, del capitano verso Osimhen. Bene così ragazzi, tanto proviamo a pressare, loro provano a giocare velocemente, a girare bene la palla, attenzione Anghissà, qui ho sbagliato, ho preso un gol idiota perché io ho cambiato il giocatore 70 volte per intervenire. Vabbè. Prendiamo un'imbucata da Haaland, ho sbagliato io, ho sbagliato perché premio il tasto sbagliato. Vabbè. Ripartiamo, Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Zielinski, Mario Rui, proviamo a scendere, attenzione Mario Rui, andata per Zielinski, pensavo fosse entrato, invece poi si è fermato. Kvaratskhelia, attenzione, proviamo il pressing alto, riescono ad eluderlo facilmente, il pressing non sta funzionando in questo momento. Attenzione Haaland, fermato da Zielinski, Osimhen allarga subito per Lozano, bella palla di Osimhen, attenzione Lozano, prova ad andare da Anghissà, anticipato Zambo Anghissà, attenzione proviamo sempre il pressing, sono incredibilmente precisi in questa uscita dal basso, ci stanno creando un po' di difficoltà ragazzi perché praticamente mandano a vuoto tutto il pressing dei giocatori. Attenzione Anghissà, è uscito quello, pensavo non ci fosse nessuno davanti a Osimhen. Tanto Di Lorenzo su Ansu Fati, bravissimo, Ciuchi, di nuovo per Di Lorenzo, che poi appoggia per Rrahmani che la passa dallo Botka. Zielinski, vede il Ciuchi Lozano, stop del Ciuchi, Ciuchi dentro per Di Lorenzo, il cross di Di Lorenzo, c'è Osimhen! Dimmi il calcio d'angolo per forza. Calcio d'angolo per noi. Peccato. Zielinski prova ad andare da Osimhen, lancio di Zielinski, Osimhen deve provare ad appoggiare, ci riesce, si gira Di Lorenzo, peccato, era riuscito il nostro schema. E poi Rrahmani ci mette una pezza e la dà subito al Ciuchi Lozano che vede Zielinski dentro per Osimhen per Anghissà. Che cazzo si è mangiato? Mamma mia, che cazzo si è mangiato, raga. Azione clamorosa. Peccato. Azione clamorosa. Anghissà, Lobotka, recuperiamo subito palla a centrocampo, dentro per Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia, dribbling di Kvara che palla da Mario Rui, grandissimo palla per Mario Rui che cross in mezzo, stava arrivando Anghissà di tacco addirittura, calcio d'angolo per noi, stiamo continuando ad attaccare. Zielinski prova ad andare ancora da Osimhen che spizza di testa, invece no, perché ci rubano palla. Attenzione Haaland, fermato da Kim, palla per Zielinski, prova ad entrare Zielinski, entra Zielinski dentro per Kvaratskhelia che si gira dall'altro lato, Kvaratskhelia al giro, palo incredibile di Kvaratskhelia, poi Lozano si gira cross in mezzo, c'è Osimhen, Victor Osimhen.
Victor Osimhen, dopo un palo pazzesco di Kvaratskhelia. Palo pazzesco di Kvaratskhelia e gol di Osimhen. Rachmani, proviamo a ripartire subito, si gira Osimhen, fermato Lobotka, allarga subito per il Chucky Lozano. Lozano da centrale verso Osimhen che si gira dall'altro lato e vede Kvaratskhelia completamente libero. Kvaratskhelia, cross in mezzo, arriva Zielinski. Palla fuori di poco. Stiamo pressando parecchio. Attenzione Kvara, proviamo a chiudere, prova a chiudere Kim, fuori gioco, palla nostra. Bene così. Attenzione Lobotka, prova ad andare da Zielinski, prova a darla di tacco per Mario Rui. Poi la recupera subito Mario Rui, bravissimo. Zielinski, Anghissà, Lobotka. Zielinski si gira dall'altro lato, fermato Zielu a centrocampo qui. Kim deve chiudere su Marez. Si gira Marez benissimo. Rachmani va da Meret che rilancia lungo verso Osimhen. Dentro per Anghissà che non riesce a pulire la situazione. Osimhen recupera una gran palla e fa correre il Chucky Lozano. Si gira il Chucky, bravissimo il Chucky. Si gira dall'altro lato e la lascia a Di Lorenzo che la deve crossare in mezzo. Scherpen la fa sua. Attenzione Marez, recupera Zielinski, una gran palla. Kvaratskhelia fermato, poi recupera palla per Zielu, fermato da Kimmich. Attenzione Kvara, pressing di Kvara, recupera palla Zielinski, la riperde subito, peccato. Eravamo riusciti a fare un break. Lobotka su Marez e poi break di Mario Rui che si gira e la dà a Lobotka, palla per Anghissà che allarga dall'altro lato, che c'è spazio per il Chucky Lozano, cross in mezzo, arriva Osimhen. Attenzione, mamma mia che cosa aveva recuperato il Chucky. Attenzione Lozano, dentro, Maro sbaglia il passaggio. Anche qui sono stato precipitoso ragazzi, Mario Rui, Zielinski recupera palla, prova ad andare dentro, recupera palla Anghissà ancora. Palla per Osimhen che si gira questa volta con calma, allarga per il Chucky Lozano, si ferma Lozano, appoggia per Di Lorenzo. Fallo laterale che pare ci fanno battere Di Lorenzo, Lozano, Di Lorenzo prova il cross, fermato. Finisce il primo tempo 1-1. 1-1. Primo tempo scoppiettante in cui abbiamo tirato tantissimo. E quindi è quasi scandaloso che non siamo in vantaggio. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a bene così. Vediamo se riusciamo a portarci a casa questa partita, così ci facciamo la prima vittoria in Divisione 7 e ci mettiamo sulla strada per la promozione. Osimhen, Lobotka, Mario Rui prova ad allargare subito per Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski, si gira Zielu allarga, ha provato ad allargare per Mario Rui ma la intercetta Kvara, ancora Mario Rui che arriva al cross, c'è Osimhen, porca puttana, è calcio di punizione però. Ci fischiano calcio di punizione perché c'era un intervento totalmente in ritardo di Kimmich. E a sto punto, giusto così, Mario Rui ha la possibilità di rifarsi mettendo palla al centro verso Osimhen che può spizzare, non ci riesce ma arriva Lobotka. Zielinski, palla per Kvaratskhelia che forse era in fuorigioco, forse no. Intanto recupera palla Zielinski, no, solo per un momento. Mario Rui, grandissimo intercetto, Lobotka vede un varco per Lozano che purtroppo si fa scippare palla. Attenzione Haaland, Osimhen deve chiudere Zielinski, non ci riesce, c'è Mario Rui in copertura, mamma mia si sono divorati qui, si è divorato palla Haaland, ci ha vedete un gol Haaland, incredibile, meno male. Meret va lungo da Vittorio Osimhen che l'appoggia a Lobotka, bravissimo per Mario Rui che vede Kvara libero. Attenzione Kvara prova ad entrare da Zielinski, fermato da Xhaka,
Però recupera una gran palla Kvaratskhelia che prova ad andare da Osimhen. Peccato. Grande palla recuperata da Anghissà. Anghissà, se ne va Anghissà dentro per il Chucky Lozano che prova a fermare palla, non ci riesce. Palla lunga di Anghissà qui. Scherpen prova ad andare a rilancio, brutta palla, l'Osimhen. E da una delle loro uscite basse, questo è il motivo per cui dico sempre che non bisogna uscire dal basso in questo gioco, o almeno non farlo centralmente, e io preferisco sempre andare lungo perché questo è quello che può succedere in un attimo di distrazione. Vantaggio quindi Osimhen, Zielinski, Lobotka. Anghissà prova ad andare da Osimhen, non ci riesce ma recupera palla Anghissà, prova il break. Attenzione Lozano, palla per Osimhen, fermato. Attenzione che ovviamente provano la reazione rabbiosa. Anghissà, palla per il Chucky Lozano, dentro per Anghissà che fa correre Lozano. Attenzione, un po' di confusione in questa fase. Grande Anghissà, grandissimo. Recupera e poi Mario Rui allarga subito per Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski. Non so perché non è passata quella palla. Però recupera palla Mario Rui e poi Zielinski che prova ad andare a Kvara, non ci riesce. Anghissà va da Mario Rui, la palla arriva a Mario, ma Fofana stava arrivando già come un treno. Zielinski, attenzione, palla per Osimhen che non voleva provare a tirare, non ci è riuscito. Haaland, proviamo a chiudere, attenzione ad Ansu Fati, c'è Anghissà, per a chiudere su Teo Hernandez. Anghissà alla fine lo chiude Lobotka solo per un momento, però Zielinski recupera subito palla, allarga per Kvaratskhelia. Kvara, attenzione, si ferma, Kvara dentro per Anghissà. Anghissà riesce a dare palla ad Osimhen, arriva Lozano, il cross di Lozano, Zielinski dentro per Osimhen. Oh, eravamo riusciti a imbastire un'azione niente male. Eravamo riusciti ad imbastire un'azione niente male, ragazzi. Vediamo se provano ancora l'uscita dal basso o vanno lungo. Vanno ancora dal basso verso Hermoso che rischia alla grande. Hermoso, attenzione, Osimhen prova a dare una mano anche lui. Di Lorenzo recupera una gran palla, grandissimo break di Lorenzo. Grandissimo break di Lorenzo. Vediamo perché ho visto Lozano sulle gambe. Ah, però mica tanto. Anghissà pure, Elmas sta a pezzi, Gaetano sta forte ma non vorrei rischiarlo in questa partita. Mettiamo un po' Olivera al posto del maestro perché lo vedo che sta on fire. No, Osimhen non si tocca da lì e il centrocampo a questo punto non si tocca, sì. Restiamo solo con Olivera al posto di... Sì dai, solo Olivera al posto di Mario Rui perché sta on fire Olivera. Bene, bene, bene. Facciamo entrare Mattias al posto del nostro maestro. Attenzione che Osimhen recuperano ancora una gran palla. Osimhen dentro per Lozano. Qua siamo stati un po'... Mamma mia, che confusione assurda. Tanto Osimhen dentro, ha provato a darla subito a Zielinski. Ah, è stata troppa confusione qui, peccato. Poteva nascere qualcosa di veramente importante. Kim recupera palla e poi l'appoggia a Lobotka che ci mette troppo tempo, ma Anghissà recupera palla, attenzione, prova ad allargare verso Chucky Lozano. Anghissà, attenzione, Olivera, prima palla giocata benissimo di Olivera. Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, cross di Kvara dentro per Osimhen. L'imbucata pazzesca di Osimhen per Osimhen che non ci arriva per centimetri. Ennesima ripartenza dal basso e Olivera anticipa alla grande. Kvaratskhelia trova subito Osimhen che si gira, attenzione, anche sta recupera palla, niente da fare. Olivera, il cross dentro verso Zielinski, la palla parata da Scherpen che va ancora corto. Ansu Fati, palla recuperata da Di Lorenzo, il Chucky Lozano non riesce a farla sua. Anghissà sporca un po' la traiettoria, Lozano poi per Di Lorenzo, Anghissà per Osimhen, prova a ridarla da Di Lorenzo, niente da fare.
molta imprecisione sia da una parte che dall'altra, forse un po' di stanchezza. Di Lorenzo, palla per il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene. Lozano, il cross di Lozano, c'è Osimhen, 3-1, chiudiamo la partita. Tripletta di Victor Osimhen, chiudiamo la partita con un fantastico 1-3 alla Roma. Che giocatore, gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Dai che è chiusa, dai che è chiusa. Dai che è chiusissima, ragazzi. È chiusissima. È incredibile come sia sempre. Non so perché non gioca, ma è chiusa. Abbandonato Barrick 7791 e ci portiamo a casa la prima vittoria anche in Divisione 7.